Sottopasso di via Sant'Angelo, con le preoccupazioni dei residenti diventate sempre più pressanti dopo la tragedia del viadotto di Genova, il sindaco Mario Conte ha convocato i tecnici di Veneto Strade ed effettuato in mattinata una ricognizione del manufatto, transennato da tempo e in condizioni almeno apparentemente precarie. Necessario verificare un eventuale rischio statico, trattandosi di un ponte sotto la tangenziale che sorregge il passaggio di circa 20.000 veicoli al giorno. Abbiamo fatto un sopralluogo, non ci sono problemi strutturali per quanto riguarda la struttura, i cementi ammalorati è un problema superficiale che verrà risolto a partire da settembre-ottobre, quando Veneto Strade appalterà i lavori, quindi verrà fatto un risanamento delle superfici in cemento, un trattamento di bonifica dei ferri d'armo e poi verrà ripristinata la superficie in cemento. Inoltre abbiamo chiesto che venga nuovamente ricollaudato il ponte in modo tale da fugare ogni dubbio che i cittadini possono avere. La cosa che posso affermare con certezza è che il caso di Genova non ha nulla a che vedere con il ponte di Sant'Angelo, quindi i nostri cittadini possono stare tranquilli, anche quei problemi superficiali comunque entro fine anno verranno risolti. Una verifica doverosa anche per tranquillizzare chi utilizza quotidianamente quel sottopasso o ci vive accanto e che ai nostri microfoni aveva detto: bisogna mettersi in testa che le risorse hanno delle priorità e quindi bisogna investire nella sicurezza. Le segnalazioni, i dubbi, i timori si sono comprensibilmente moltiplicati dopo il crollo di Ponte Morandi, a Treviso come nelle altre zone del Veneto e dell'Italia. Perplessità che anche un restyling esterno contribuirà a fugare.